Ma se la Allora, ritorniamo in studio, qui aspetti dottoressa, dopo le do la parola, sì. Perché intanto la discussione si è fatta accesa nel fuori onda. Io vorrei fare un collegamento telefonico e quindi aprire la parentesi, poi torniamo anche sui PFAS, perché la dottoressa giustamente ha da fare delle precisazioni molto interessanti, ma così non vi annoiamo. Sulla questione delle onde elettromagnetiche, sul fatto che esista una legislazione, dei limiti di legge, non ci sono, l'elettrosmog come viene misurato, insomma ci sono diverse questioni che andrebbero chiarite. Abbiamo un collegamento telefonico, chiedo poi conferma dalla regia, con l'avvocato Stefano Bertone dello studio Ambrosio Comodo, che ci dovrebbe dare dei ragguagli al proposito. La regia appena ha il collegamento mi darà cenno, quindi noi è importante che dopo facciamo questo approfondimento di carattere normativo. Il cappello di apertura volevo che lo desse, no, lo dà la Presidente, ci dica due parole mentre noi attuiamo il collegamento telefonico. Ma io credo che tra poco l'avvocato Bertone parlerà sia della normativa, io credo, ma anche di questa sentenza recente del TAR che c'è stata. Noi abbiamo coinvolto in questo giudizio i ministeri della salute, dell'ambiente e dell'istruzione, ritenendo che non abbiano fatto quello che avrebbero dovuto fare, cioè informare i cittadini circa i rischi di un utilizzo non corretto dei dispositivi. Perfetto, io la interrompo un attimo, interrompo un attimo, abbiamo la telefonata. Avvocato Bertone, pronto? Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti che ascoltano. Allora, ci introduca gli elementi fondamentali della normativa, sia quelli presenti che quelli carenti. Beh, innanzitutto io direi il 5G è un protocollo di comunicazione, una modalità di comunicazione che si svolge secondo determinate frequenze, ad altissima frequenza radio, e genera un campo elettromagnetico. Un campo elettrico, un campo magnetico, e da decenni si sa che i campi elettromagnetici sono potenzialmente nocivi e in determinati casi sicuramente nocivi per la salute umana. Certamente i campi elettromagnetici sono anche fanno del bene a noi, ad esempio nel trattamento di alcune malattie tumorali, penso alla radioterapia, agli strumenti diagnostici, ma le radiofrequenze sono certamente un elemento di cui tenere massima attenzione. Ora, in Italia le comunicazioni radio che vengono fatte per la distribuzione della telecomunicazione via telefonica sono soggette a dei limiti previsti da un decreto del 2003. Quello che io voglio comunicarvi è che l'associazione ASL, rappresentata da voi, dalla Presidente, è l'estremo ritardo con il quale la legislazione italiana sta rispetto all'evoluzione della letteratura scientifica, cioè gli scienziati ormai dicono che i limiti posti dalla legge sono troppo alti, non sono calcolativi, devono essere estremamente ridotti, perché si è assistito, si sono dimostrati in laboratori, studi epidemiologici, studi in vitro, gli effetti negativi sulla salute a valori molto più bassi dei limiti attualmente presenti. Quindi questo è un aspetto di natura legale di cui tenere forte considerazione, perché quando si fanno le comunicazioni con le stazioni radio base 3G, 4G, 4,5, 4,5G e 5G, bisogna tenere in considerazione che la salute umana è esposta a dei rischi di salute estremamente gravi, anche potenzialmente mortali, e che quindi quei limiti devono essere al massimo dell'aggiornamento. Ora non lo sono e va ricondotto dal punto di vista normativo a livelli cautelativi. Io le chiedo una cosa, adesso direte 5G, internet delle cose, insomma, per far funzionare le aziende in modo diverso, le strutture della tecnologia, si sta parlando, deve arrivare questa benedetta rete 5G, tutti la chiamano a gran voce, in virtù di questo che lei ha detto, ci potrebbero quindi essere dei pericoli, cioè quindi l'esposizione a queste onde potrebbe essere alta e quindi non regolamentata perché i parametri sottostimano determinate intensità e quindi può esserci pericolo per la salute? La risposta è sì, c'è un pericolo per la salute, ma c'è un pericolo per la salute da un doppio punto di vista. Innanzitutto perché si è dimostrato che i campi elettromagnetici ad ultra frequenza, come quelli ad altissima frequenza, come quelli del 5G, ma non solo, hanno degli effetti biologici negativi sulla salute animale. È stato dimostrato negli animali da laboratorio. In
parlerà sicuramente l'architetto Noviero. Non solo, ma anche risalgono agli anni 70 degli studi sulle onde millimetriche, sulle onde a gigahertz come quelle del 5G, che dimostrano degli effetti estremamente, quindi specificamente sul 5G, diciamo su quel tipo di frequenze, degli effetti estremamente nocivi sulla salute animale e sulla salute dell'uomo. E allora che cosa succede? Succede che la normativa è indietro rispetto alle acquisizioni scientifiche e l'innovazione tecnologica, che per carità è benvenuta ed è apprezzata e utilizzata da tutti, quindi questa non è una battaglia contro l'innovazione tecnologica, non fa pace e non rallenta e non si ferma, corre troppo veloce rispetto alle acquisizioni scientifiche, che invece richiedono del tempo. Ad esempio, pensi soltanto a quanti anni sono necessari per fare uno studio su degli animali per verificare la cancerogenicità di alcuni agenti fisici. E quindi questi problemi, questi rischi ci sono dimostrati sulle onde generate dai telefoni cellulari, sono dimostrati dalle onde delle stazioni radiobase, e quindi non si può certamente andare ad aggiungere una tecnologia che non è sostitutiva ma aggiuntiva rispetto al 4G e 3G attuale, senza aver dimostrato l'innocuità. Questo diciamo, sta sia nella sensazione che ciascuno di noi ha che sia opportuno fare in questo modo, ma anche dal punto di vista legale, perché le istituzioni europee si ispirano ai principi di precauzione, che dice che laddove non vi è certezza di una innocuità di un prodotto, di un rischio, bisogna agire in prevenzione, e ovviamente la prevenzione vuol dire che quel servizio non lo si fa partire. Certo. Lei sta facendo qualche cosa con altri professionisti del settore? Si sta muovendo qualche cosa a riguardo dal punto di vista legislativo? Sì, allora naturalmente la potestà legislativa spetta al Parlamento. No, ma magari facendo delle azioni di informazione, sensibilizzazione e quant'altro. Senz'altro, ci sono diversi attori in questo momento in Italia che sono a livello professionale, non solo avvocati, ma anche epidemiologi, oncologi, giornalisti, comitati, associazioni di cittadini, che si stanno rendendo conto sempre di più dell'importanza di conoscere i rischi dell'elettromagnetismo. Io penso che 40 anni fa se ne parlasse molto di meno, 20 anni fa ancora un po' di più, adesso si è diventato un tema di attualità. Ma perché? Perché il valore di fondo del campo elettromagnetico è aumentato in maniera considerevole e, per quanto mi riguarda, sconsiderato, non scendendo a patti con i rischi cui espone la popolazione. Quindi certo ci sono dei movimenti e ci sono anche delle iniziative che verranno prese di tipo legale per fare in modo che la gente, le persone, tutti, i bambini piccoli, gli anziani, le donne in gravidanza, le persone magari già malate, esposte ad agenti oncogeni di tipo diverso, vengano risparmiati da questa ulteriore aggiunta di questa che sarà ben difficile. Tenga conto che la storia purtroppo ci insegna, io non voglio dire che sia necessariamente questo caso, ma potrebbe essere. La storia ci insegna che vi è sempre un ritardo siderale in termini di anni, se non decine di anni, da quando la letteratura scientifica individua i prodotti rischiosi per la salute a quando le agenzie o i governi si mettono a regolare queste materie. Pensiamo all'amianto, pensiamo al benzene, pensiamo ai plasma derivati commerciali per la cura dell'emofilia, il tabacco. Sono tutte sostanze di cui si è detto, attenzione, sono pericolose, possono uccidere, possono far insorgere malattie tumorali. Si è arrivati tardi, sì. E c'era chi frenava per motivi, per carità, dal suo punto di vista comprensibili, perché doveva vendere quel prodotto, ma ne ha fatto poi la spesa la salute pubblica. Quindi la salute pubblica deve stare al primo posto di qualunque iniziativa e di qualunque agenda politica. Non ci può essere errore su questo. Perfetto. Avvocato, la ringrazio moltissimo del suo intervento, anche della sua spiegazione esaustiva. Presidente, da qualcosa da domandare, oppure lei, dottore, all'avvocato? Benissimo. La lasciamo, grazie molte, grazie. Buona serata. Grazie a voi per la sensibilità. Grazie, gentilissimo. Ecco, per precisare, quindi passo a lei la parola, Presidente, poi anche naturalmente all'altro Presidente. Se vuole intervenire la dottoressa, però so che ancora sta conducendo studi in un altro settore. È stato molto interessante, ringrazio l'avvocato perché veramente ha detto delle cose molto importanti.
E proprio per i nostri telespettatori che magari si potranno guardare su internet 5G, che cos'è, di che cosa si tratta, questo benedetto 5G utilizzerà la larghezza di banda non sfruttata dalle onde millimetriche di altissima frequenza, tra 6 GHz e 100 GHz. Le frequenze delle onde millimetriche più alte non sono mai state utilizzate prima per la tecnologia internet e le telecomunicazioni civili, quindi non c'è mai stato un utilizzo. Queste onde ad alta frequenza possono viaggiare solo per breve distanza, non attraversano bene gli edifici, tendono ad essere assorbite dalla pioggia e dalle piante con interferenza del segnale. Pertanto il 5G richiede un'infrastruttura apposita composta da migliaia di piccoli ripetitori situati vicini tra loro. Questo si traduce in antenne 5G ogni 150 metri, praticamente ad ogni lampione, condominio o angolo di quartiere. Cioè ci saranno più trasmettitori situati più vicini alle case, ai luoghi di lavoro, ai luoghi pubblici, ospedali e scuole. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato le radiofrequenze come un potenziale cancerogeno 2B e ha specificato che l'uso dei telefoni cellulari potrebbe portare a forme specifiche di tumori cerebrali, eccetera, eccetera. Dottore? Sì, è così? La IARC è l'autorità massima a livello mondiale che è deputata alla classificazione delle sostanze cancerogene, ma anche degli agenti fisici come possono essere le radiazioni o anche delle attività produttive, insomma. Quindi ma questa la classificazione secondo B, di 2B indica precisamente definita come possibilmente cancerogeno per l'uomo, cioè quindi è possibile che queste sostanze siano cancerogene per l'uomo, ma non dice che non sono cancerogene, indica, viene messa in questa categoria soltanto a dire che sicuramente ci sono dei dati provenienti dagli studi di laboratorio sugli animali che dimostrano la cancerogenicità di queste... ma non è visto, non c'è però la dimostrazione. nell'uomo non c'è ancora gli studi a sufficienza che possano dirimere la questione. Studi che ci sono diciamo, scarsi dal punto di vista quantitativo, oppure dal punto di vista qualitativo non c'è concordanza e spesso non c'è concordanza perché la maggior parte degli studi, anche nel campo dei campi elettromagnetici, scusatemi il bisticcio di parole, e soprattutto prevalgono gli studi condotti dalle aziende, sponsorizzati direttamente o indirettamente dalle aziende, che vedono in questo caso dei telefonini, e non a caso vengono spesso fatti gli studi per dimostrare quello che fa più comodo alle aziende, e questo è successo già più volte anche nel campo dei PFAS per esempio, ma anche nel campo di altri inquinanti, dello fumo da sigaretta, dell'amianto, del benzene, eccetera. Quindi c'è da dire che appunto la classificazione in 2B è generalmente è una tappa intermedia per spostare poi una sostanza o comunque un agente fisico come la radiazione in una classificazione di grado più elevato, per esempio 2A, che dice che probabilmente è cancerogeno, oppure in classe prima dove lì è sicuramente cancerogena per l'uomo. Tant'è vero che adesso è attesa una riconsiderazione diciamo, del giudizio da parte della IARC che dovrà prendere visione appunto degli studi condotti anche successivamente all'emissione del parere, la stessa cosa che è stata fatta con il PFOA, il PFAS, ma anche con altre cose. Speriamo che non sia troppo tardi. Vabbè, andiamo in pubblicità qualche secondo che poi sentiamo la Presidente a riguardo.